Cari amici di Maratona Veneta, benvenisti. Buongiorno e cominciamo con questo percorso a Maratona Veneta, 100 video in 100 dì e ogni dì da sto metro che ho fissato qua insieme, io tireremo via 1 centimetro perché sarà appunto una puntata in manco, quindi saremo ogni dì, faremo un passetto per la lingua veneta. Perché non cominciare la Maratona Veneta da zero? Come? Partendo proprio dalla parola zero. Quando che noi altri in Veneto diciamo questo numero che non è un numero, ma è un numero, qua, 0, 0, 0, no? Pronunciamo, sto parando, sto suono qua, che è il suono, l'onomatopea, che la fa, sì, insomma, lei, la zena zanzara, dai, porte pazienza, una sginsaia, ecco, e zero, sto qua è il suono che dopo remoniate. L'italiano invece, che è un'altra lingua, e il dopara è suono corrispondente a z, quindi c'è d più sta roba qua, no? Perfetto, e lì c'è zero, la z tipo Godzilla per capirsi. Boh. A posto, finito qua, diversità veneto italiana, ma l'ho detto, sì, vabbè, di sicuro che qui, che penseremo dopo, ma intanto, ragioniamo che sola. Come si che si pronuncia sto numero qua in altre lingue? Pensiamo all'inglese, zero, z. Come il veneto, anche all'inglese, e dice z, sta roba qua. Che sono temo in portoghese? Che io sono temo. Zero. Che sono temo il catalano, altra lingua neolatina. Che sono temo anche il rumeno. E che sono temo, adesso vedi, parfum. Un'altra lingua fondamentale, importante in Europa e in tutto il mondo. E il francese, che sta roba qua, e la scrive semplicemente soltanto che un accento in P suo e si pronuncia zero. Tutti questi qua mi pronuncia z, mi pronuncia z alla veneta, invece l'italiano è galasso z. E allora non so che vuol dire che la z veneta, le caratteristiche del Veneto, non è mia che sia disfunzionale, che è meglio sapere che esiste delle altre pronunce a quelle dell'italiano, tipo pronuncia veneta, e che guardati che interessante, la potrebbe anche essere che la ne descanta fuori e che amo dell'essere sbagliare parole in inglese perché diciamo Elizabeth o tutte ste robette qua che si inventiamo sbagliando a pronunciare l'inglese perché pensiamo che sia questa Z qua, invece la Z dell'inglese la Z veneta de zero, ecco. Vedi che insomma conosce proprio la lingua, non so mia, che si è per niente una brutta roba. Allora se siete d'accordo con me, tagliamo il numero 100, mi auguro, tagliamo, faremo fatto, fatta giornata bianco. E allora, cari amici, se sto video non è niente, ma strucche e iscrivetevi a sto canale. E se vi gusta e vi contenta, strucche mi piace e là, e ognuno commenta. Va bene? Mi raccomando, se vediamo domani, che è Venere, e invita tutti quanti amici a essere presenti e a continuare insieme sta bella maratona veneta. Ciao!